sono numeri che ci parlano di una grandissima devozione verso Sant'Antonio e che ci dicono come la famiglia antoniana sia davvero molto grande. Lo scorso anno i pellegrinaggi ufficiali sono stati 959, 233 i gruppi italiani sono aumentati di 2 volte, 726 gruppi stranieri che invece sono quadruplicati. Insomma, oltre 42.000 pellegrini hanno raggiunto la città, spinti da una grande devozione verso Sant'Antonio. Non sono ancora i numeri che noi conoscevamo prima del Covid, ma ci dicono di un ritorno certamente ad una normalità che noi abbiamo tanto desiderato e che pur nella sua ordinarietà ci parla di un prodigio. Ecco, forse mai come adesso possiamo dire che la quotidianità, la normalità è un grande dono di cui poter ringraziare il Signore. Domenica un altro grande appuntamento per i pellegrini, la festa della Lingua del Santo, per ricordare quando, 30 anni dopo la morte di Sant'Antonio, aprendo il suo sepolcro, San Bonaventura riconobbe tra i resti la lingua completamente integra. In quella circostanza San Bonaventura compone e pronuncia una preghiera che benedice la lingua del santo per il fatto che essa ha benedetto il Signore e che ha spinto tante altre persone a benedire a loro volta. Credo che sia un bel segno anche per oggi. Tante volte si cita la nostra lingua perché viene usata male, per dire male, invece può essere anche uno strumento di lode e di benedizione. Domenica in Basilica saranno celebrate 2 messe solenni alle 11, quella presieduta dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin e la seconda alle 18 presieduta dal ministro provinciale Brandinelli. Al termine di quest'ultima ci sarà una processione con la reliquia del mento accompagnata da una preghiera di affidamento corale al Signore.